Quasi tutto pronto per la quarta corsa, un confronto per femmine di 4 anni, non vincitrici di 10.000 euro in carriera. Mancano 30 secondi al via, una corsa in cui è stata giocata Elettra OP, numero 4 Manuel Pistone in salchi per il training di Edoardo Moni, e lei la favorita della corsa, figlia di Maharaja, reduce da una vittoria sulla pista. Le alternative sono Evita Risaia TRGF numero 3 con Marco Volpato, poi Enjoy ZS Andrea Farolfi, numero 1, Elisa Jet Francesco Pettinari e quindi Eller Tama, gli altri a quote d'affezione. Start inizia a muoversi e a raccogliere le 11 partecipanti a questo miglio per femmine di 4 anni. All'1 Enjoy ZS, Andrea Farolfi, al 2 Eller Tama, Roberto Vecchione, 3 Vita Risaia TRGF, Marco Volpato, 4 Elettra OP, Manuel Pistone, 5 Eclipse Adri, Adrian Gioni, 6 Euforia di No, Maurizio Cheli, 7 Elena Selfs, Andrea Vitagliano, 8 Esbian MTT, Carmine Piscoglio, 9 Explosive La Torre, Luca Lovera, 10 Ezechiela Alberto Benelli, 11 Elisa Jet, Francesco Pettinari. Sbaglia Eclipse Adri, sbaglia Euforia di No. Partite con veloce subito Elettra OP che si porta a condurre, almeno prova a farlo perché all'interno c'è anche Vita Risaia che prova a mantenere la figura di dentro. Numero Galoppa 5, Elettra OP. Eclipse Adri squalificato. E Vita Risaia è riuscita a tenere le punte a Numero Elettra OP 4, che si è scomposta e ha sbagliato. squalificato. Seconda in corda Eller Tama, mentre all'esterno rimane Explosive La Torre, poi Enjoy ZS, quindi Esbian MTT, Ezechiela, Elisa Jet, Elena Selfs. Se ne vanno 400 metri in 32 con la leader che rallenta. Explosive La Torre sempre allo scoperto, va a fare la seconda pariglia al largo Andrea Farolfi con Enjoy ZS, lasciando seconda in corda Elert Ama che numero precede 6, sempre Esbian MTT. squalificato. Passaggio davanti alle tribune, 600 metri con una frazione in 15,6, la leader prosegue comoda in avanti, passa il primo giro in 1 minuto e 2 decimi, comunque a buon ritmo. Evita Risaia TRGF a condurre, nella sua scia Eller Tama, lo scoperto Explosive La Torre, si avvicina Elisa Jet che si proietta in terza corsia quando siamo al completamento del chilometro, passato in 1.15 e mezzo. Explosive La Torre sempre all'esterno di Evita Risaia, Eller Tama seconda in corda. Progredisce in mezzo alla pista Elisa Jet che cerca di scavalcare Explosive La Torre, la quale continua a mantenersi all'esterno di Evita Risaia coraggiosamente, in corda Elert Tama, Evita in vantaggio, Elert nella sua scia, poi al largo sempre Elisa Jet protesa in terza corsia ed Explosive La Torre. Quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo accelera Evita Risaia TRGF per staccare dai rivali, Elert Tama nella sua scia, poi Esbian MTT che guadagna di dentro. Nel finale Evita Risaia TRGF si stacca e viene a vincere facile per il secondo Elert Ama, precede ancora Elisa Jet. 29,1 ad arrivare, 1,14,2 per il cost to cost di Evita Risaia TRGF. Marco Volpato in salchi per il training di Cosimo Fiore, la scuderia The Show Must Go On alla proprietà per la vittoria della figlia di Maharaja e per Siade Lance cost to cost per Marco Volpato. Evita Risaia TRGF, seconda Elertama, terza Elisa Getti, in numeri 3, 2, 11.